child now seems only the word, and she'll be a true love of mine. Tell her to find me an acre of land, parsley, sage, rosemary, and thyme, between the salt water and the sea's thread. Then she'll be a true love of mine. Tell her to remain a seeker of leather, parsley, sage, rosemary, and thyme, dirty old bunch of heather. Then she'll be a true love of mine. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. E rientriamo ai microfoni di Radio Gamma 5, il Bosco dei Sogni, Max Ungaro. Non so se ve l'avevo anticipato, la puntata di oggi è interamente e completamente musicale, solo che se prima gli ospiti di prima, gli Archesia, erano ospiti telefonicamente, abbiamo avuto modo di incontrare il loro nuovo lavoro, il loro nuovo concept album attraverso appunto una registrazione. Qui siamo veramente con la musica dal vivo, perché ho ben 3 persone, artisti musicali, di fronte a me. Ciao ragazzi, benvenuti. Ciao Max. Voi siete il Trio Do. Ok, iniziamo con il presentare la cantante vera e propria, Emanuela. Sì. Poi abbiamo alle tastiere Giambattista, e anche tu voce a tua volta, e Loris, che conosciamo già, che ho avuto già ospite come super chitarrista d'eccezione. E per capire appunto il sound dei Triodo, lascio appunto a loro la voce e la parola. Look at us, baby, up all night, tearing our love apart. Are we the same two people who lead through years in the dark? Ah, every time I try to walk away, something makes me turn around and stay, and I can't tell you why. When we get crazy, it just ain't right. Girl, I get lonely too. You don't have to worry, just hold on tight. In your little world, 'cause I love you. Nothing's wrong as far as I can see. We make it harder than it has to be, and I can't tell you why. No, babe, I can't tell you why. I can't tell you why.
I try to walk away, something makes me turn around and stay, and I can't tell you why. No, no, baby, I can't tell you why. I can't tell you why. I can't tell you why. Bellissimo, finalmente dopo un po' di tempo è ritornata la musica dal vivo qui al Bosco dei Sogni, che quindi a tutti gli effetti oggi è, come da tradizione, il Bosco dei Suoni. Ma che meraviglia, mi avete portato gli Eagles! È la prima volta dal vivo, devo dire. Qual è un po' il tuo percorso, se vuoi così condividerlo con noi? Sin da piccola di musica, però diciamo che non ho avuto modo, coraggio di buttarmici subito, e quindi ho aspettato, diciamo, i 40 anni per mettermi in gioco, e quindi ho cominciato a partecipare a dei provini per entrare nei cori, e da lì ho fatto circa 7 anni nei cori gospel della città, e da lì poi ho cominciato a provare altro, e quindi mi hanno beccata. Benissimo, benissimo. Condividete tutti e tre appunto lo stesso gusto per questi sound, per questo stile musicale? Sì, sì. Ok, vi siete proprio trovati. Allora, visto che il gradimento c'è e anche molto, dopo appunto chiederò, cari ascoltatori, che mi state già iniziando a scrivere qualche dettaglio in più sulla nostra solista, su questa voce morbida e nel contempo anche intensa. Allora andiamo ad ascoltarci un nuovo brano rigorosamente dal vivo dei Trio Do. I am the eye in the sky, looking at you. I can read your mind. I am the maker of rules, dealing with fools. I can cheat you blind, and I don't need to see anymore to know that I can read your mind. 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 Don't leave false illusions behind. Don't cry, 'cause I am changing my mind. So find another fool like before, 'cause I ain't gonna live anymore believing some of the lies, when all of the signs are deceiving. I am the eye in the sky, looking at you. I can read your mind. I am the maker of rules, dealing with fools. I can cheat you blind, and I don't need to see anymore to know that I can read your mind. I can read your mind. I am the eye in the sky, looking at you. I can read your mind. I am the maker of rules, dealing with fools. I can cheat you blind. I can read your mind. I can read your mind. I can read your mind.
Bravissimi, veramente una esecuzione meravigliosa. Adesso siamo in pubblicità, quindi breve pausa musicale, pubblicità e poi torniamo con i Trio Do. Torniamo in diretta in questa terza parte del Bosco dei Suoni, perché quando c'è la musica dal vivo io lo chiamo Bosco dei Suoni. Intanto grazie mille cari ascoltatori per i vostri complimenti che stanno arrivando a Monitor, quindi sono felice che vi sia piaciuta questa opportunità di musica dal vivo, era da un po' che non accadeva, quindi benissimo. Visto che è la più vicina al microfono, chiediamo a Manuela appunto il significato allora di questo nome Trio Do. Per questo darei la parola a Loris, visto che è l'inventore del triodo. Allora, il triodo, trio è semplice, giusto? Triodo, cioè ascolto il trio, triodo che è una nota, però triodo insieme è anche il terzo filamento di una valvola, per cui siccome si usa molto il valvolare Nell'amplificazione, sì. ha diversi significati. Tra le altre cose vedo che in scaletta, oltre a un gruppo meraviglioso quali sono gli Eagles, ce n'è uno altrettanto importante, cioè dalla Eagles mania si può passare benissimo alla Beatles mania. Bright are the stars that shine, dark is the sky. There no this love of mine will never die. And I love Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die. And I love Benissimo, benissimo. Questa versione dei Beatles, di un brano dei Beatles, un po' è versione anche un po' bossa nova, mettiamola così. Anche Bene. perché adesso il brano che vi accingete a fare non è mica cosa da poco. Sì. Quando siete pronti, sono curioso di ascoltare la vostra versione di Jordi. È quella che canta De André con la figlia. Ok. Impiccheranno Jordi con una corda d'oro, è un privilegio raro. Rubò 6 cervi nel parco del re, vendendoli per denaro. Date il suo cavallo dalla bianca criniera, sellatele il suo pony, cavalcherà sino a Londra stasera ad implorare per Jordi. Jordi non rubò mai neppure per me un frutto, un fiore raro. Rubò 6 cervi nel parco del re, vendendoli per denaro. Salvate le sue labbra, salvate il suo sorriso, non ha 20 anni ancora. Cadrà l'inverno anche sopra il suo viso, potrete dedicarlo allora. Il cuore degli inglesi nello scettro del re Jordi potrà salvare, anche se piangeranno con te, la legge non può cambiare. Così lo impiccheranno con una corda d'oro, è un privilegio raro. Rubò 6 cervi nel parco del re, vendendoli
Lobos e cervi nel parco del re, rendendoli per denaro. Che meraviglia, avete veramente riempito le pareti della regia di Radio Gamma 5 di sonorità gradevolissime, quindi grazie di Grazie a cuore. te. Siamo veramente vicinissimi alla chiusura, quindi diciamo che con cosa concludiamo il nostro primo incontro con i Triodo? Cosa vi va di fare come conclusione e chiusura della puntata stessa? Come non lo so. Abbiamo fatto quasi tutto praticamente. O Andrea o Back to Black. Scegli tu. Beh, se ci fosse un referendum, credo che visti i tempi forse andrebbe Back to Black. Back to Black. Proviamo. Scelgo io. Allora facciamo Amy Winehouse, Back to Black, fatta dai Triodo. È una Rivisitazione. He left no time to regret. Keep his day well. Is a most bad. Me and my head high and my tears dry. Get on without my guy. You went back to what you knew. So far removed from all that we went through, and I travel track, my altar stack, I go back to black. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her, and I go back to. I go back to us. I love you, ma. It's not enough. You love blue and I love pa. And life is like a pie, and I'm tiny penny rolling up the sword inside. We only say goodbye with words. I died 100 times. You go back to her, and I go back to black, 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 black. I go back to, I go back to. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her, and I go back to. We only say goodbye with words. I died 100 times. You go back to her, and I go back to black. Cari Triodo, siete riusciti a rendere una canzone dal significato molto triste
in un qualcosa invece di sinuoso, di seducente, una danza anche tra maschile e merita la nostra femminile. cantante. Ma sicuramente. I complimenti me li fa solo in questi momenti, mai quando siamo in disparte. Grazie a tutti e tre, grazie di cuore di essere stati qui, a prestissimo. Cari ascoltatori, ci sentiamo e ci vediamo martedì prossimo alla stessa ora con il Bosco dei Sogni. Buona serata.